Questa trasmissione è offerta da Tecno2. Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Economy FVG. Siete pronti al decollo? Noi siamo pronti al decollo perché questa sera parliamo dell'aeroporto di Trieste che si sta potenziando, insomma in questa settimana sono state presentate delle ulteriori novità, è l'unico aeroporto della nostra regione e da qui i friulani in gran parte partono per il mondo. Noi cercheremo questa sera di farvi fare un piccolo volo, insomma in giro per il mondo per farvi capire dove vanno i friulani, ma soprattutto l'aeroporto è strategico anche per portare i turisti nella nostra regione. Più turisti arrivano qui e più le nostre attività economiche, gli alberghi, i ristoranti e quant'altro possono lavorare. Quindi quanto sia strategico l'aeroporto è evidente. In passato forse aveva delle potenzialità che potevano essere espresse maggiormente, adesso si sta sicuramente riempiendo anche quel gap con i tanti investimenti che sono stati fatti. Vi presento allora subito gli ospiti di questa sera, a cominciare da Marco Consalvo che è amministratore delegato di Trieste Airport. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a lei, buonasera. Dicevamo insomma dei tanti viaggi. Buonasera a Federica Di Minin dell'agenzia Viaggi Turismo 85. Buonasera a voi, grazie. E invece chi ha bisogno che i turisti vengano qui sono i nostri alberghi. Abbiamo Enrico Guerin che è il vicepresidente di Federalberghi Udine. Buonasera Guerin. Buonasera, grazie. Allora, lo dicevo, insomma è stata una settimana anche importante per l'aeroporto, per il Trieste Airport, perché Ryanair ha presentato delle nuove destinazioni, le vediamo in questo servizio, poi ne commentiamo con i nostri ospiti. Vediamo. Dal prossimo fine marzo il Trieste Airport potrà contare su 2 nuovi collegamenti, Dublino e Barcellona. La partnership con Ryanair si arricchisce quindi con un totale di 11 collegamenti operati dal vettore che considera il Friuli Venezia Giulia strategico. Trieste ha molto traffico aereo di Ryanair e puntiamo a una crescita di 500.000 di passeggeri con le 2 nuove rotte Dublino e Barcellona e vogliamo continuare a crescere qua perché è una città fantastica e una regione fantastica. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale ha parlato comunque di punto di partenza in un accordo che punta a far crescere anche l'incoming. Il Trieste Airport ospita anche la fermata di un Frecciarossa, ha sottolineato il governatore, stiamo lavorando per farlo crescere ulteriormente. Sì, andiamo a potenziare sia i voli nazionali con un aumento di frequenze con alcuni scali, penso in particolar modo a Bari, dove aumenteranno a Palermo. Ma poi appunto l'introduzione di 2 nuove rotte internazionali, Barcellona e Dublino, che si sommano a quelle già presenti a livello internazionale, che sono Valencia, Londra, Bruxelles che ripartirà con l'estate 2023, quindi da aprile 2023, quindi una serie e Malta ovviamente, quindi una serie di nuove opportunità di mobilità per il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto di mobilità per chi vuole venire in Friuli Venezia Giulia a conoscere la nostra regione. Stiamo vedendo anche di fare ovviamente tutta la parte mobilità su gomma, rafforzarla sempre di più, c'è la parte ovviamente di scambio e la parte aeroportuale. Quindi l'obiettivo ovviamente è di sfruttare al meglio un'infrastruttura sicuramente strategica ma che deve trovare ovviamente un maggior numero di passeggeri per sfruttare appieno le sue potenzialità. Tornerà anche il collegamento con Bruxelles, oltre a Londra, Malta, Valencia, Parigi e le rotte italiane, ovvero Bari, Palermo, Napoli e Cagliari. L'aeroporto intanto sta puntando ad arrivare a raggiungere il 90% dei passeggeri record del 2019. Queste insomma un po' le tratte, l'illustrazione insomma di quelli che sono anche gli ultimi progetti con Salvo. Allora partiamo da qui, da queste 2 nuove destinazioni. Secondo me insomma Dublino e Barcellona rappresentano 2 ottime destinazioni anche per i friulani, insomma questo rapporto con Ryanair sempre più intenso, diciamo. Sì, è una partnership molto rilevante. Ryanair è una compagnia che è molto forte commercialmente, la conosciamo penso un po' tutti. È la prima compagnia oggi in Europa, gestirà nel 2023 circa il 40% del traffico in Italia, quindi è di gran lunga il primo operatore. Sviluppa domanda, forse è l'unico operatore che sviluppa domanda, questo è determinante. Noi con loro abbiamo un accordo e costruito una partnership, come avete fatto vedere nel servizio precedente, di lungo periodo, quindi almeno di 5 anni,
in cui prevediamo una crescita soprattutto sul mercato internazionale, perché è quello più debole ad oggi che noi abbiamo. Quindi oltre alla Dublino e al Barcellona, che si sommano alle attuali 4, come il Presidente Federica nel servizio evidenziava, le altre 4 rotte operate da Ryanair, che sono appunto Londra, Stansted, Bruxelles, che quest'inverno è stata sospesa e ripartirà da fine marzo, c'è anche poi il Valencia e il Malta. Storicamente noi abbiamo avuto sempre con Lufthansa il collegamento con Monaco, sì. Adesso abbiamo il Francoforte, in questi giorni invernali, ma poi da fine marzo, quindi con l'inizio della summer, come si dice tecnicamente, faranno 2 voli al giorno e stiamo cercando di ripristinare il Monaco, anche se è un po' complicato, perché poi eventualmente dopo vi spiegherò un po' la situazione delle compagnie aeree, che non è semplice. Infatti anche lì un mondo. E questo è un periodo, quello invernale, dove l'offerta è molto bassa, perché le compagnie aeree hanno accusato in questi anni di pandemia delle gravi perdite finanziarie e quindi sono molto attenti e hanno una propensione al rischio molto bassa, mentre lo scenario dalla prossima estate sembrano tutti, come dire, le compagnie orientate a un forte sviluppo. Queste 2 destinazioni, Dublino e Barcellona, come sono state individuate? È stato fatto un ragionamento, immagino, sì, insomma, di un certo tipo, ecco, per arrivare lì? Ma allora noi ci siamo concentrati con Ryan su un progetto appunto pluriennale di 5 anni, abbiamo identificato dei mercati target con delle destinazioni target e l'abbiamo fatto insieme alla Regione, proprio perché è un lavoro fatto in simbiosi anche con Promoturismo. Noi abbiamo un turismo oggi che è di prossimità, in cui diciamo, gli austriaci, i tedeschi soprattutto, gli sloveni, diciamo, e altri italiani che vengono soprattutto da regioni limitrofe al Friuli Venezia Giulia, ci manca un incoming turistico su mercati con distanza superiore ai 500 km. Quindi abbiamo identificato UK, Germania del Nord, chiaramente Dublino, la Spagna e anche la Scandinavia come target nei prossimi 5 anni e abbiamo costruito, programmato, ovviamente ogni anno faremo una verifica insieme a Ryan sulle condizioni di mercato, perché noi abbiamo fatto una prospettiva, abbiamo identificato vedere, e quindi progressivamente Ryan implementerà, crescerà sui collegamenti internazionali, perché là siamo scarsi, mentre sul domestico i collegamenti bene o male ci sono tutti, soprattutto nord-sud. Napoli, Palermo, Roma. Napoli, Palermo, Catania, Bari, che saranno anche rafforzate prossima estate, ad esempio il Bari passano da 3 a 5 voli a settimana, e Palermo passerà a 4 voli a settimana, quindi Sicilia, Sardegna con Cagliari, d'estate anche Olbia, Puglia e Campania sono coperte, oltre a Roma che ovviamente è operato da ITA, è giornaliero e passerà a 4 voli giornalieri da fine marzo. L'obiettivo, il target è l'incoming turistico. Il nostro è un aeroporto piccolo e ha dei numeri che storicamente sono stati piccoli e bassi, quindi voglio dire, non è mai raggiunto 1 milione di passeggeri. Quindi, come dire, adesso a quanto siamo? Noi nel 2019 pre-pandemia eravamo a 780.000 passeggeri, quest'anno chiuderemo a 700.000, quindi abbiamo recuperato il 90% del periodo pandemico, che è stato un disastro, quindi statisticamente non lo consideriamo nemmeno, perché il primo anno, il 2020, eravamo a meno 73%. Ovviamente, allora poi facciamo anche un ragionamento sui passeggeri e anche sul confronto con altri aeroporti che ci stanno vicini. Federica Di Minin, per quanto riguarda le agenzie di viaggio, insomma, aprire nuove tratte, nuovi collegamenti, in questo caso insomma, Dublino e Barcellona, sicuramente vi è utile, immagino, insomma, perché ci si può spostare in più località, diciamo. Beh, per noi il Barcellona è importante perché abbiamo un traffico chiaramente di weekend, long weekend a livello di turismo, quindi utilizziamo al momento altri aeroporti più vicini a noi, quindi il Trieste sarà sicuramente una grande fortuna.
Dublino nell'estate, sia con il discorso dei viaggi studio, ma non solo, con i fly and drive e vacanze legate chiaramente a una destinazione così splendida durante le stagioni da giugno fino a settembre, sarà anche quella una valida alternativa ecco, per su noi. Dublino ci sono anche collegamenti di aeroporti veneti diretti a Dublino, Sì. o perché un tempo magari bisognava fare... No, adesso ci sono diretti sono, anche lì? sì, ci sono diretti, infatti utilizziamo appunto gli altri 2 aeroporti più vicini a noi, dando delle alternative, per cui sarà sicuramente tra i 2 per noi forse più appetibile il Barcellona, che è una destinazione che utilizziamo tantissimo sia per i viaggi di gruppo che organizziamo direttamente dal nostro ufficio gruppi, ma soprattutto anche per chi fa dei weekend o delle vacanze di 4-5 giorni, i prossimi ponti saranno sicuramente una grande occasione. Sì, insomma, diciamo la meta classica a Barcellona è quella un po' intrigante anche però come è la Dublino, più colorata perché, insomma, della sicuramente Spagna. come Malta ad esempio credo che sia una tratta anche quella che funziona, insomma, avete richieste insomma? Sì, di Malta sì, anche se secondo me la Spagna rimane sempre nelle nostre corde, sia a livello di popolazione, di colori, di abitudini oppure di stile di vita, e sicuramente attrae di più rispetto a Malta, che solitamente viene scelto magari però alle volte più dai succede ragazzi anche giovani. che si fa magari la gita al weekend in base a quelli che sono i collegamenti che insomma anche l'aeroporto propone, no? Perché magari uno non andrebbe a Malta, però dice vabbè, arrivo lì, parto da Trieste e vado a Malta e arrivo. Quello è assolutamente, da Trieste sarà una grande possibilità per noi. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi sentiamo anche insomma quelle che sono le reazioni degli albergatori. A tra poco. Ancora in compagnia di Economai FVG, fari puntati sul Trieste Airport che porta i friulani in giro per il mondo, ma porta anche turisti da noi, e per questo insomma volevo sentire Enrico Guerin, vicepresidente di Federalberghi di Udine, anche presidente dell'Ascom di Lignano, quindi insomma cominciamo già a dire che il suo albergo in questo caso è in una località di mare, però insomma al di là di questo sicuramente portare più turisti, lo diceva anche nell'intervista precedente il Presidente Fedriga, è fondamentale, ecco, che si aprano nuove rotte, anche per voi credo che sia importante, strategico. Sicuramente avere un aeroporto in sviluppo e moderno è un'opportunità per la regione intera, non solo per Lignano chiaramente. È chiaramente importante avere dei collegamenti, delle rotte verso quelle che sono le zone da cui provengono i nostri clienti, come diceva prima il direttore. Avere dei collegamenti con il nord Europa per noi diventerebbe fondamentale, così come diventerebbe fondamentale avere dei collegamenti performanti dall'aeroporto alle destinazioni all'interno della regione. Quindi ritengo che sia una grandissima opportunità e stiamo attenti chiaramente alle nuove rotte, anche per proporle ai nostri già clienti, perché chi viene dal nord ma anche dal centro della Germania, piuttosto magari che fare 6, 7, 8 ore di macchina, potrebbe pensare appunto a muoversi con l'aereo e poi quando qua prendere l'autonoleggio, prendere il taxi oppure venire giù a Lignano in altro modo. Allora un'altra delle cose fondamentali è sicuramente quella della promozione, perché se da Barcellona o da Dublino possono arrivare in Friuli Venezia Giulia, poi devono sapere che una volta che sono qui possono andare a Lignano, possono andare a Grado, a Tarvisio, a Sappada, insomma a Udine, Pordenone, Trieste, a vedere tutto questo. Ecco, quanto è importante quel tipo anche di promozione. Ma ecco. quel tipo di attività è fondamentale per far conoscere appunto il collegamento che sia fatto appunto con la regione Friuli Venezia Giulia. Qua mi permetto di di aprire un piccolo ricordo di un volo su Francoforte preso 15 anni fa e ricordo che la pubblicità che facevano a Francoforte era vola su Trieste e la porta sulla Croazia. Invece no, vola su Trieste perché la porta sul Friuli Venezia Giulia. Sì. E quindi è importante far conoscere la nostra Proprio regione e le che dicevo, destinazioni. se portiamo i turisti regione. qui e poi li mandiamo in Croazia, diciamo che lì, in quel caso lì, la pubblicità arrivava da Francoforte, ecco, evidentemente. Però, insomma, faceva del male a noi. Dai croati probabilmente. Sì, dai croati probabilmente in quel caso lì, no? Ecco, quindi dobbiamo essere, direttore, bravi anche a indirizzarli una volta che arrivano qui. Immagino che sia un'attività che voi in aeroporto facciate, cioè il turista che arriva qui avrà tutta una serie di panel, di informazioni, con promoturismo, insomma, che indicherà. Difatti quello che dicevo prima, la collaborazione, la sinergia nella programmazione che stiamo facendo insieme a Promoturismo, e non è un caso che loro verranno
con gli uffici in aeroporto, proprio perché a noi ci consente di avere un'interlocuzione anche quotidiana e più semplice. Nel caso specifico di Ryan, ma con tutte le compagnie aeree, stiamo lavorando proprio sui canali di comunicazione. Oggi faccio l'esempio di Ryan, perché stavamo parlando prima di Ryan, ma posso farlo anche per ITA. Noi stiamo sviluppando anche un progetto di promozione del territorio insieme al promotorismo, come con il sito, ad esempio Ryan, è ormai una piattaforma turistica, perché quando vai su quel sito ti danno tutta una serie di servizi, dal collegamento, dal parcheggio, dall'auto a noleggio, dagli alberghi, dalla ristorazione, e quindi noi accedendo, noi come regione, nel caso specifico con una programmazione insieme al promotorismo, vai a veicolare tutta una serie di possibilità di posti dove andare, come andare, quali sono tutti gli eventi e quant'altro. Quindi quella piattaforma turistica è uno strumento fortissimo di comunicazione. Fare l'advertising negli aeroporti, come diceva prima, è uno strumento un po' antico, nel senso ormai è tutto social e siti delle compagnie aeree. Quindi noi ci stiamo concentrando con i social e con i siti dove ci sono piattaforme turistiche che vendono servizi. Considerate che queste sono delle ancillary delle compagnie aeree che nel caso di Ryan valgono circa il 30% del fatturato. Certo. Quindi sono quelli i canali di comunicazione più forti. Ecco, Diminin, per quanto riguarda poi il viaggiare, i prezzi, insomma oggi spostarsi, sappiamo che poi ogni compagnia ha i suoi prezzi, insomma, ma oggi è più economico o meno economico di un tempo viaggiare, insomma l'aereo, insomma, diciamo come siamo che messi lì? dipende da quando uno fa la prenotazione, quindi ormai il mercato è dinamico, per cui può essere che un volo, prenotandolo una settimana prima, magari non è pienissimo, la tariffa sia più bassa, può essere che un volo invece prenotando 2 giorni prima abbia 3 volte tanto la tariffa, perché ovviamente adesso tanti ragionano non più nel last minute ma nel premiare chi prenota in anticipo. Sì, una volta era last minute, e non si quindi aspettava per sempre esempio l'ultimo Ryanair, se si prenota 24 ore prima, la tariffa è triplicata. Certo. Quindi per fare un volo che generalmente, trovando la tariffa scontata, è 35 euro, si trova anche a 300 euro la sola tratta di andata, perché ragionano in termini: stai prenotando il giorno prima, quindi devi ovviamente partire, hai la necessità di partire, per cui paghi tariffa. E nel confronto invece con gli altri aeroporti, che insomma sono qui quelli vicini del Veneto, penso a Verona, a Venezia, Treviso, sì. Qual è il confronto, ecco, insomma, anche Ma a livello di tariffe dinamiche stiamo parlando sempre della stessa politica, quindi ormai ragioniamo in termini di prezzo dinamico, per cui anche per noi è difficile, tante volte anche quando facciamo i preventivi diamo un tempo veramente ridotto specificando tariffa dinamica, perché tante volte il cliente sembra quasi che abbiamo aumentato noi il prezzo alla conferma, invece magari dopo un'ora è già aumentato il prezzo. Poi c'è tutto il discorso dell'algoritmo, quindi anche con Ryanair bisogna stare attenti anche a quante volte si digita la stessa destinazione nel giro di tot tempo, perché tante volte riconosce che io vado alla ricerca sempre di quel volo e quindi andando a visualizzarlo magari dal mio cellulare rispetto al PC, già c'è una differenza, perché riconosce che io sono interessata al volato, quindi è diventato veramente anche quello ormai difficile dare un prezzo. Fortunatamente altri vettori di linea invece continuano ad avere le tariffe scontate, magari con più largo anticipo, ma non così repentino e veloce nell'arco di poche ore come possono essere i low cost. Allora, a proposito di viaggi, insomma, adesso è un periodo anche di ponti, insomma, che si avvicina, poi c'è il periodo natalizio, insomma, le persone stanno sicuramente adesso programmando un viaggio, un volo, spera naturalmente, credo il direttore Consalvo, ma insomma abbiamo sentito l'Associazione Consumatori Attivi, la sua presidente Barbara Puschiasis, che ci fa così un po' da alcuni consigli nel caso, insomma, queste vacanze non dovessero andare come ce le siamo sognate. Ascoltiamo. In altro caso prenotiamo il volo, poi c'è lo sciopero, il volo in ritardo, perdiamo una coincidenza, ma nel mondo delle compagnie aeree si sa che poi è anche difficile ottenere. Che cosa possiamo fare?
C'è la possibilità, appunto, dipende dal ritardo, dipende dalla lunghezza anche del volo, ma c'è la possibilità di avere o servizi di riprotezione, quindi un volo di riprotezione, una riprogrammazione del volo, di avere anche il contributo per quanto riguarda la notte passata in albergo in attesa del volo di riprotezione e il pasto che si è sostenuto, ma anche di avere un indennizzo. Appunto, l'indennizzo poi varia in base al chilometraggio. Ovviamente se quel volo noi non possiamo o non siamo più interessati a prenderlo per il ritardo che ha subito, abbiamo la possibilità anche di chiedere il rimborso della somma che abbiamo già anticipato. È importantissimo attivarsi immediatamente, quindi mandare subito la contestazione alla compagnia aerea e per conoscenza anche all'ente l'ENAC, all'ente di vigilanza del settore. In questo modo insomma, già appresteremo una prima tutela. Poi ci sono anche i meccanismi di conciliazione tra consumatori e società che gestiscono appunto i voli aerei, quindi poi è possibile in caso di mancato pagamento poter azionare i propri diritti anche in maniera abbastanza celere. Ci sono poi alcuni casi nei quali insomma, si prende il biglietto aereo che costa veramente molto poco e poi si arriva e si scopre che bisogna pagare tutto l'extra e quindi il biglietto diventa poi più caro di quello che si poteva pensare magari da un'altra compagnia. Ecco lì, come fare attenzione e capire qual è il vero costo del volo? Allora, il tema dei costi occulti è stato affrontato in diverse occasioni anche da parte delle authority del settore e dell'autorità antitrust. Le compagnie aeree devono esibire nell'atto della prenotazione tutti i costi, anche le tasse che vengono applicate alla prenotazione del biglietto. Se ci vengono chiesti dei costi aggiuntivi, soprattutto solitamente riguardano i bagagli, quindi abbiamo un costo del biglietto bassissimo, ma poi il costo per aggiungere un altro bagaglio magari in aeroporto ci costa come un volo Udine-New York, ecco, anche se a Udine non abbiamo ancora l'aeroporto. Quindi queste pratiche devono essere assolutamente segnalate. È ovvio che nel momento in cui ci troviamo in aeroporto e dobbiamo aggiungere un altro bagaglio non abbiamo quale altra ipotesi che non quella di pagare. Però bisogna fare una segnalazione all'autorità antitrust per pratiche commerciali scorrette e in realtà di pronunce su questo tema ce ne sono state tante e anche di sanzioni comminate direttamente alle compagnie aeree. Quindi tutti i costi nel momento della prenotazione devono essere indicati, tasse incluse. Ecco, di Minin capita purtroppo che insomma, qualche vacanza sia, insomma, non vada come ce la siamo progettata, no? È capitato anche, soprattutto l'estate scorsa, che è stato tra scioperi selvaggi, tra cancellazioni, ma poi questo è successo anche alle grandi compagnie di linea, quindi si sono comportati meglio i low cost nell'estate scorsa che i volati di linea, quindi io personalmente ho avuto grossi problemi anche con una pratica molto bella dell'estate e quindi diciamo che è stato difficile riproteggere i passeggeri, difficile gestire mancanze ovviamente dei vettori perché non dovute sicuramente a un disservizio né nostro che però in un viaggio organizzato va a intaccare tutti gli altri servizi, quindi partire con un giorno di ritardo significa perdere pernottamenti magari in lodge in Botswana, in Namibia e che ancora sono alle prese con queste richieste di rimborso di cui parlava prima, si parlava proprio prima e quindi ancora alla ricerca di ottenere il rimborso di una notte e di quelle che sono le compensation. Prego. No, quest'estate è stata un'estate molto particolare, molto singolare, perché come diceva lei è stato, questi disservizi sono stati fatti da tutte le compagnie, ma soprattutto dalle compagnie diciamo tradizionali, le cosiddette legacy. Ma questo è legato all'uscita dalla pandemia e dal dimensionamento che le compagnie hanno fatto proprio delle organizzazioni. Nessuno immaginava che ci fosse durante l'estate questi flussi. L'Italia è stata meno svantaggiata, ci sono aeroporti del nord Amsterdam dove in era particolare, no? un disastro,
era un disastro totale perché... Che non imbarcavano neanche i bagagli. Ma sì, comunque... certe volte riducevano il numero di passeggeri Sì. perché non avevano gli equipaggi in numero adeguato per far volare l'aereo. E neanche gli equipaggi di terra. Anche, no? Sì, perché sono stati sottodimensionati gli Tagliato organici metà del personale, no? Ricordiamolo. e soprattutto l'Italia aveva gli ammortizzatori sociali Gli per altri cui il paesi personale è rimasto all'interno dell'azienda. Al sì. nord questi erano tutti usciti e riformare personale in poco tempo è complicatissimo. Io posso portare come esperienza che alcuni clienti che dovevano venire nelle mie strutture hanno dovuto portare i bagagli i giorni precedenti in aeroporto per poter imbarcare, perché il giorno della partenza non c'era la possibilità dell'organizzazione aeroportuale. Spedivano il bagaglio con degli spedizionieri e separavano bagagli dalle persone. L'Olanda è stato un disastro. L'Olanda, Amsterdam, ma Londra... Grandi disagi che sicuramente però, come dicevate anche voi, insomma, testimoniano il fatto che si sia ripreso molto a muoversi, c'è questa grande voglia di viaggiare, di girare, e quindi insomma speriamo che adesso insomma, questa fase sia superata. C'è stata un'esplosione, C'è stata una voglia di viaggiare. Ne continuiamo a parlare subito dopo la pubblicità, tra poco. Ancora insieme con Economai FVG parliamo di aeroporto, dell'aeroporto di Trieste. E, direttore, possiamo dire questo, non c'è solo l'aeroporto, c'è anche un polo intermodale molto sviluppato che naturalmente garantisce il collegamento con i treni, sia con Trenitalia che con Italo, e che porta, insomma, da un collegamento sicuramente maggiore. Su questo è stato fatto un grandissimo investimento. Quali sono poi gli scenari futuri e attuali, anche insomma quanto vi state rendendo conto che la cosa funziona e come può essere potenziata, e poi magari andiamo a vedere anche con Guerin come si può arrivare anche in modo più capillare nelle altre parti della regione? Ma innanzitutto un dato, l'accesso in aeroporto via treno o via bus, perché lì abbiamo anche l'autostazione dei bus, ormai è di circa il 38%. che è il dato, quindi il 38% delle persone che partono utilizzano il trasporto pubblico locale, che è un dato altissimo in Italia. D'altra parte noi in realtà siamo l'unico aeroporto in Italia che ha un collegamento diretto, perché diciamo, è proprio sull'aerostazione, c'è questo bridge di collegamento, collegamento diretto con la linea ferroviaria nazionale. A Fiumicino bisogna andare a Termini, certo. A Malpensa bisogna andare a Cadorna o a Piazza Garibaldi. Quindi per noi questo è fondamentale da un punto di vista anche di sviluppo aeroportuale, ma è proprio nella nostra policy di come, perché la mobilità interna alla regione è ottima, cioè, ma adesso voglio dire, qualcuno è anche critico, ma in realtà il trasporto pubblico locale su mezzo e diciamo su ferro è eccellente se confrontato ad altre regioni italiane. Il problema è la connettività, cioè questa è una regione storicamente isolata e l'aereo non è mai stato un'alternativa valida. Il nostro obiettivo, noi siamo consapevoli di questo, e quindi questo qui, come dire, il nostro obiettivo è proprio cambiare totalmente profilo, cioè avere numeri completamente differenti. L'intermodalità consente appunto anche con lo sviluppo su gomma con i bus una copertura capillare poi del territorio, quindi questo per noi è un dato determinante. L'obiettivo del 1 milione di passeggeri secondo lei è realizzabile in che tempi? Allora, noi abbiamo uno scenario macroeconomico di difficile, come dire, analisi, okay? E lettura. Noi vorremmo arrivarci vicini o addirittura superarlo già nel 2023. Però ecco, l'inverno, i primi 3 mesi del 2023 saranno ancora complicati, speriamo che dall'estate prossima e quindi dall'inverno poi del 2023 le cose cambieranno nettamente. E quindi non abbiamo leve su questi dati macroeconomici, quindi il costo della benzina, l'inflazione, la propensione alla spesa delle persone, è un dato che condiziona tutti e tutto. Ciò nonostante dagli accordi che stiamo chiudendo, dal ritorno che abbiamo dalle compagnie aeree, il dato del 1 milione, questo traguardo, che sarebbe un dato storico per l'aeroporto,
per me è ancora un dato molto piccolo, perché in realtà fa 2 milioni Treviso, se non sbaglio. Fa 3 milioni e passa. 3 milioni, quindi... Ma perché è una base Ryanair sì. e sviluppa tutto già da tanti anni, da poi tanti peraltro. anni. Sì. Però ecco, l'asticella del milione nel 2023 molto probabilmente la vedremo, se non la supereremo. E speriamo, insomma, che possa essere così. Guerini, insomma, si diceva questi collegamenti anche per portare le persone anche più nelle zone, insomma, di mare, insomma, vanno forse potenziati. Ecco, che strategia ci può essere anche, insomma, insieme all'aeroporto per riuscire a incanalare, diciamo, il flusso? Io credo che quanto indicato sia veramente molto importante. C'è una base di partenza importante che è il centro intermodale, che non esiste in nessun altro aeroporto d'Italia. Il fatto di poterci arrivare in treno è importantissimo. È importante, altrettanto importante, che le località di maggiore interesse, che sia il mare, che siano le città d'arte, che sia la montagna, possano avere dei collegamenti continui, o quantomeno in corrispondenza dei voli, in modo che poi il turista che arriva nell'aeroporto possa velocemente trovare un mezzo di trasporto che lo possa portare a destinazione. Il mezzo di trasporto chiaramente può essere l'autobus, può essere il treno che parte e poi prendere una coincidenza con l'autobus successivamente, l'auto a noleggio. L'importante è che il turista, una volta che sia arrivato, non debba perdere tempo della sua vacanza in aeroporto ad aspettare un mezzo di trasporto. Vuole raggiungere la meta nel minor tempo possibile. Ecco, diceva prima, ci raccontava questo episodio dei bagagli, insomma, quanti sono i clienti i suoi, insomma, che arrivano bene o male nelle nostre località balneari, che arrivano tramite l'aereo? Ma perché sappiamo che naturalmente... Numeri assoluti chiaramente non ne ho e non sono neanche arrivato preparato su questo, onestamente. Devo dire che sono una piccola parte in questo momento, però per quello che è il modo che viviamo continuamente di spostarci, quindi come abbiamo cambiato le nostre abitudini, le cambiano anche i nostri clienti. E chiaramente l'aereo è un metodo di trasporto comodo, sicuro, veloce e sicuramente potrebbe essere attrattivo per una buona parte della nostra clientela. Ma il problema, la profilazione del cliente vostro è di prossimità. Prossimità intendo entro i 500 km, la maggioranza. Okay? Il punto è allargare i mercati. Condivido, forse io parto da un punto di partenza diverso rispetto a molti altri colleghi, avendo un 85% di clientela di lingua tedesca e oltre il 40% tedeschi di Germania, e quindi ho molti clienti anche del nord della Germania, quindi io faccio il ragionamento molto spesso su quella che è la mia esperienza personale rispetto a quelli che sono i grandi numeri della località. Ma percepisco questa voglia di venire in aereo, ho clienti che vengono in aereo da Lussemburgo, dalla Francia, dalla Danimarca, che poi in questo momento non ci siano collegamenti diretti con Trieste, è un altro tema. Noi viviamo anche in una situazione come località turistica Lignano dove abbiamo 3 aeroporti nelle immediate vicinanze, quindi sicuramente c'è una facilità a poter raggiungere la nostra destinazione. Lì semmai la guerra, diciamo, tra farli fermare a Caorle e Bibione o farli venire a Lignano. È quello di sviluppare un lavoro con l'aeroporto di Trieste, sicuramente. Su questo credo che insomma ci possano essere i margini, ma anche le intenzioni. E di Minin, facciamo un po' una carrellata, visto che adesso arrivano un po', come dicevamo prima, i ponti e le feste, cosa vi stanno chiedendo, dove hanno prenotato i friulani, insomma, per andare in giro per il mondo in aereo? Allora, diciamo che abbiamo già prenotato il Natale, quindi siamo già noi, il nostro prospetto è già gennaio e febbraio, perché ormai il Natale è quasi sold out su tante destinazioni, per assurdo anche destinazioni molto costose come le Maldive o Zanzibar o comunque Oceano Indiano, in particolare per chi vuole passare un Capodanno al caldo sono state le mete di queste festività. Però abbiamo prenotato la Lapponia, quindi passiamo dal freddo del villaggio di Babbo Natale al fascino appunto di Zanzibar, oppure abbiamo fatto tantissimo sugli Emirati Arabi, quindi abbiamo queste crociere che toccano gli Emirati Arabi, oppure sta andando molto bene l'Egitto classico, la crociera e navigazione sul Nilo con l'aggiunta delle 2 notti al Cairo. C'è qualche italiano, anche se purtroppo non saremo impegnati, partono domenica i mondiali, che va in Qatar? Da me non è successo, però avevano iniziato a chiedere dei preventivi ancora a fine marzo-aprile, ma le tariffe per vedere le partite erano veramente elevate. Molto alte. Sì, devo dire molto elevate, per cui
quei clienti che abbiamo avuto noi alla fine non hanno confermato. Però molti si stanno dirigendo verso questo nuovo mercato del Medio Oriente dove chiaramente con una navigazione, con una crociera riescono a toccare più di un emirato, per cui è diventata molto richiesta. Però ci sono i Caraibi, quindi non solo quello, abbiamo riaperto e per fortuna riprenotato l'Oriente, la Thailandia, il Vietnam, che erano ormai da pre-pandemia c'era stato il blocco totale, invece adesso abbiamo fatto nuove prenotazioni, Stati Uniti perché attraggono sempre nel periodo natalizio, New York, più le estensioni ai Caraibi. Diciamo che sta andando molto bene. Sì, ecco, se da una parte c'è purtroppo il caro bollette che riguarda tutti quanti e che un po' frena i consumi, dall'altra c'è anche chi magari ha la disponibilità economica per poter viaggiare, guai se non fosse così, e può permettersi anche qualche viaggio più importante. Ecco, diciamo che quelli che hanno una capacità di spesa più bassa continuano a viaggiare andando chiaramente a diminuire i giorni di vacanza e rimanendo magari nella fascia ovviamente dell'Europa, ma non rinunciano alla vacanza, magari fanno 2 giorni, magari fanno proprio veramente il weekend lungo, ma non rinunciano ai 3 giorni di relax, forse perché siamo stati chiusi abbastanza direi di sì, e quindi c'è questa voglia comunque di fare qualcosa, nonostante quello che si prospetta nei prossimi mesi. Consalvo, abbiamo visto che in questi giorni insomma, sono stati rinnovati i vertici di Thai Airways, insomma com'è il rapporto con quella che sarebbe la nostra compagnia di bandiera? Che voli avete insomma, attualmente? C'è qualcosa? C'è la possibilità di fare un ragionamento? Sappiamo che purtroppo lì le cose non sono andate sempre bene, insomma, si sta cercando di rimediare, di rilanciare, però insomma, le difficoltà sono evidenti. Sì, è una partita quella complessa ormai da forse decenni. Noi siamo in ogni caso soddisfatti perché i 3 collegamenti che abbiamo oggi hanno dei discreti, anzi buoni riempimenti. Partirà la 4ª frequenza giornaliera a fine marzo. È abbastanza difficile, se non quasi impossibile, immaginare con ITA altri collegamenti, se non ma la parteciperà a una gara il Linate, che è un neo che abbiamo e che dobbiamo superare, perché quello è un collegamento fondamentale per Friuli Venezia Giulia. Ma quella è una storia abbastanza complicata perché Linate è un aeroporto con la capacità bloccata, cioè il numero di voli per ora non si può entrare, diciamo, se non si libera qualcosa. E chi lo può operare sono chi opera storicamente a Linate. Quindi noi o ci arriviamo con Alitalia, con ITA, o attraverso quello che abbiamo attivato, che è la continuità territoriale, con cui stiamo, spero a breve, completando, per cui è un'esigenza fondamentale per il territorio avere quel collegamento. La continuità territoriale ti consente, indipendentemente dal blocco degli slot che c'è a Linate, di fare questo collegamento per il business, per gli studenti, per tutti. Il flusso è dal Friuli, Venezia Giulia, a Milano. Purtroppo il prodotto che c'era prima, che Alitalia sviluppava, era al contrario, nel senso l'aereo partiva da Linate, arrivava a Trieste, al nostro aeroporto, e tu a Milano ci arrivavi a metà mattinata. Impensabile, soprattutto nel mondo di oggi. E costi, come dire, impressionanti. Sì, è logico che poi la gente si rivolge ad altri. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Ultima parte di Economai FVG, stiamo parlando dell'aeroporto di Trieste, insomma quello che è l'unico aeroporto della nostra regione, con quelle che sono le prospettive anche. Adesso faccio sentire al direttore Consalvo questa piccola clip da parte di Luca Sud, che è il coordinatore del Movimento 5 Stelle, che insomma apprezza i passi avanti che si stanno facendo e chiede insomma al Movimento che ci sia anche un hub merci un po' più potenziato. Sentiamo. L'aeroporto di Trieste deve diventare strategico, ma lo può fare solamente se riuscirà a trovare un suo ruolo all'interno dell'assetto degli aeroporti italiani. Come Movimento 5 Stelle condividiamo appieno con quanto previsto dalla bozza del Piano Nazionale Aeroporti, elaborata dall'ENAC, che propone la creazione di una rete territoriale del nord-est che comprenderà Venezia, Trieste, Treviso, Verona e Brescia.
Come spiega l'ENAC, l'ottimizzazione di questi aeroporti può essere realizzata attraverso il superamento del concetto di bacino di traffico e l'individuazione di una rete territoriale che raggruppi i servizi offerti da ciascuno scalo all'interno di una logica gestionale comune. Ribadiamo quindi la necessità di aprire un dialogo con gli enti interessati, ponendo attenzione all'importanza dell'aeroporto di Trieste e al suo polo intermodale. Allora, cosa rispondere? Insomma, è una cosa fattibile, è un ragionamento che insomma ci sta. Il concetto delle reti chiaramente è un concetto nobile, interessante, è un obiettivo a cui tutti tendono, però bisogna capire quali sono poi gli effetti di uno scalo su un territorio. Mi spiego. Il nostro aeroporto, da un modello di calcolo del Cassa Depositi e Prestiti, che trovate in un'edizione del 2015 del settore, che è uno studio sugli effetti sul PIL della rete aeroportuale nazionale. Oggi sviluppa, sui dati del 2019, 880 milioni di PIL, genera. Okay. Quindi noi siamo per la costruzione di una rete, ma quando ci sono due bacini d'utenza differenti bisogna fare attenzione. Noi, il nostro è un bacino d'utenza che oggi va a Venezia perché non ha l'offerta adeguata da noi, e noi quello dobbiamo superare. Il 65% delle persone oggi trovano un'offerta ampia a Venezia e non da noi. Per avere due bacini d'utenza collegati in una rete bisogna però poi rendere la possibilità che questi due bacini siano collegati in maniera adeguata, perché se il treno, la velocità del treno è quella attuale, se l'autostrada ci sono incidenti e ci metti è bello, è teorico, ma non è pratico. Quindi quando si creeranno le condizioni che le infrastrutture lineari, autostrada e via ferrovia, questi due bacini sono effettivamente collegabili, la rete è un concetto stupendo. L'isolazionismo di questa regione nasce, è storico, non è come dire un dato di 10 anni fa. No, purtroppo. Per cui per noi oggi creare la connettività alla regione significa creare sviluppo economico. Okay? Quindi noi siamo d'accordo sulla rete, ma quando i due bacini sono integrabili tra di loro con dei collegamenti adeguati. Oggi non lo sono. Questo è assolutamente vero. Guerin fa segno di senso, è vero, è così purtroppo. Condivido al 100%. Allora, siamo quasi in chiusura di trasmissione, voglio farvi vedere questo servizio perché parliamo adesso in chiusura di alberghi, perché insomma, ci avviciniamo, visto che abbiamo qui il vicepresidente di Federalberghi di Udine, al periodo clou per gli alberghi di montagna in questo caso, però insomma i costi energetici stanno mettendo veramente in crisi tutti e sentiamo quali sono gli scenari insomma, che non sono proprio idilliaci, vediamo. I costi di elettricità, gas e materie alimentari sono ormai proibitivi. Gli albergatori del Friuli Venezia Giulia resistono per le festività, ma se i prezzi non saranno calmierati sarà difficile proseguire, nonostante tra le persone ci sia la voglia di evasione e vacanza. È il quadro che traccia la presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider. In un contesto del genere, per gli albergatori fare previsioni a lungo termine appare in questo momento pressoché impossibile, secondo Schneider. In questo periodo ognuno metterà in atto le strategie commerciali che riterrà più opportune in rapporto alla propria situazione. C'è chi ha ancora un contratto a prezzo fisso per l'energia come a Tarvisio, spiega Diego Bellotto, titolare dell'hotel Edelhoff della località. Le premesse per una buona stagione invernale ci sono, ma c'è appunto l'incognita bollette. Alcuni di noi, grazie all'importante lavoro fatto con i consulenti di Confcommercio, è riuscito a bloccarle cercando tariffe migliorative. C'è chi invece deve fare i conti con il prezzo variabile. Sappada ha la stagione invernale coperta dagli eventi, le strutture ricettive sono tutte aperte, già si prevede il tutto esaurito, commenta Monica Bertarelli, presidente del consorzio Sappada Dolomiti. Abbiamo costruito una programmazione ad hoc per la stagione, inserendo oltre agli eventi anche diverse promozioni e scontistiche per le famiglie. Certo, i rincari preoccupano, ma non possiamo fermarci. Eh sì, Guerin, le presenze non mancano, avete avuto un'estate da tutto esaurito, anche l'inverno si presenta, però insomma a dimezzare probabilmente i vostri guadagni c'è questo caro energia che naturalmente mette anche a rischio l'idea di poter tenere aperto, perché alle volte non è conveniente, ecco, se non in periodi di punta. Assolutamente sì, esco da un comitato Federalberghi regionale finito pochi minuti fa e analizzando la situazione della montagna c'è molta incertezza, ci sono molte richieste chiaramente per i periodi caldi, per Natale, Capodanno fino all'Epifania,
e poi molte strutture dovranno fare i conti sicuramente con quelli che sono i costi energetici, per i quali non abbiamo chiaramente delle proiezioni, il mercato è molto nervoso, e con delle occupazioni che potrebbero diminuire, salvo poi magari risalire nel periodo di carnevale. Quindi c'è anche l'idea da parte di qualche operatore di chiudere per qualche settimana o di tenere aperto solo per i fine settimana. Come dicevano nel servizio, giustamente, ogni albergatore utilizzerà delle strategie che riterrà più opportune per quanto riguarda la propria azienda. Quindi sì. è un inverno di difficile lettura in questo momento. Potrebbe essere la doppia beffa che nell'anno in cui c'era tantissima neve, no? Gli impianti dovevano rimanere chiusi perché c'era il Covid. Adesso che magari la gente può tornare, gli impianti rimangono chiusi perché non conviene ed è molto costoso tenerli aperti. C'è poi un altro tema che è quello della concorrenza dei B&B, che insomma sappiamo che essere sempre pressante e che insomma un altro tema che credo sia stato analizzato anche nell'incontro di oggi, insomma, o che comunque vi fa discutere continuamente. Sì, sicuramente la concorrenza sleale da parte di chi lavora al di fuori delle regole, e quindi che possono essere regole di sicurezza, regole normative, piuttosto che anche di imposizione di tasse, chiaramente è deleteria per quanto riguarda chi lavora in maniera imprenditoriale. È una concorrenza che viviamo soprattutto nelle città, quindi le abbiamo a Trieste, a Udine, a Pordenone. È stata analizzata la situazione di Gorizia, dove ci saranno, sì, scusate, sarà la capitale della cultura tra un paio d'anni e non ci sono abbastanza strutture ricettive, però è molto probabile che possano saltare fuori i posti letto in maniera improvvisa, quindi è un mercato da tenere sì. sotto... Abbiamo visto anche nelle adunate degli alpini, questi grandi eventi, no? Sotto grande osservazione, appunto perché chiaramente noi dobbiamo tutelare chi lavora nel rispetto delle regole. Ecco, di Minin i mercatini vanno ancora, insomma, Sì. È una meta che insomma, adesso che arriva... Dopo 2 anni di chiusura ha ripreso molto bene, ma anche in questo caso tantissimi mercatini in giornata, quindi per ricollegarmi a quello che dicevamo prima, non si rinuncia, ma magari non si fa il mercatino di 4 giorni in una capitale magari al nord, ma si fa il mercatino in Trentino per una giornata. Chiudiamo con la D Consalvo, insomma c'è quello del milione di passeggeri, sarebbe già abbastanza, c'è un altro piccolo sogno che ha nel cassetto per il nostro aeroporto? Ma è il lavoro che dicevo prima, soprattutto collegamenti che siano funzionali allo sviluppo incoming turistico e anche collegamenti, incrementare il numero di collegamenti sugli hub. Noi ad esempio non abbiamo il Parigi, stiamo lavorando per questo collegamento che diventerebbe essenziale, che sarebbe essenziale, ma anche altri hub. Oggi noi abbiamo Francoforte e Roma, il Monaco penso non so bene ancora quando Lufthansa deciderà di riaprirlo, ma ci piacerebbe molto Parigi e anche Amsterdam. Ecco, a Federica Di Minin si sono illuminati gli occhi alla parola Parigi, credo che anche Amsterdam sia comunque un'ottima scelta. Sì. Oh, perfetto. Ecco, quindi insomma, per concludere, 1 milione di passeggeri, il collegamento con Linate e il collegamento con Parigi, se non nel 2023, diciamo, ci lavorate. Sì. Perfetto, grazie mille allora all'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo per essere stato con noi, grazie a Enrico Guerin, vicepresidente di Federalberghi Udine e grazie anche a Federica Di Minin dell'agenzia Viaggi Turismo 85. Buon lavoro allora a tutti. Grazie a lei. Grazie anche ai nostri tecnici in regia, Francesco Snidero e Martina Beraldo, grazie a voi per averci seguito. Economai FVG ritorna giovedì prossimo, buona serata a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.